Un nuovo aggiornamento scuote il retroscena di Castel Volturno. E questa volta coinvolge due nomi che potrebbero definire il futuro del Napoli nei prossimi mesi. Secondo informazioni provenienti dall'Italia e dall'Inghilterra, il club azzurro è deciso a investire pesantemente su Kobbie Mainoo, giovane promessa del Manchester United. Mentre l'attaccante Lorenzo Lucca inizia a essere oggetto delle prime voci di partenza prima ancora della riapertura del calciomercato. Le mosse rivelano che Giovanni Manna e Antonio Conte stanno lavorando su due fronti. Rafforzare il centrocampo con giovani talenti e adeguare l'attacco per mantenere equilibrio e competitività. Il punto di partenza è chiaro. Il Napoli ha bisogno di un sostituto immediato per Frank Zambo Anguissa, che resterà fuori per circa un mese a causa della Coppa d'Africa. E il nome che emerge come priorità assoluta è quello di Kobbie Mainoo, centrocampista di soli 20 anni. Considerato una delle maggiori promesse del calcio inglese. Il giocatore, di origini ghanesi, si è distinto per la maturità, la visione di gioco e la capacità di controllare il ritmo delle partite. Qualità che hanno attirato l'attenzione di Conte e Manna. Secondo fonti vicine, il Napoli ha già avviato delle indagini per capire la situazione dell'atleta con il Manchester United. Ed è proprio qui che la situazione assume contorni drammatici. Il Manchester United è diviso, alle prese con un dilemma difficile da risolvere. Da un lato, l'allenatore Erik ten Hag e la dirigenza desiderano mantenere Mainoo in rosa, ritenendolo fondamentale per il futuro del club. Dall'altro, c'è il desiderio del giocatore stesso, che avrebbe chiesto di essere ceduto per avere più tempo di gioco e garantire una crescita costante. La stampa inglese afferma che questa situazione ha già iniziato a generare tensioni interne. Perché i tifosi dei Red Devils vedono Mainoo come un simbolo della ricostruzione della squadra e sarebbero furiosi per una sua possibile partenza. Mentre questa telenovela si svolge, il Napoli osserva con attenzione. Giovanni Manna ritiene che l'opportunità sia unica. Il giocatore si adatta perfettamente al profilo desiderato, giovane, disciplinato e con una rapida capacità di adattamento allo stile di Conte. Inoltre, il club italiano punta sulla persuasione del progetto sportivo, la promessa di spazio, responsabilità e sviluppo sotto la guida di un allenatore che valorizza il lavoro tattico e la crescita individuale. La sfida, tuttavia, sarà convincere il Manchester a rinunciare a un talento che è ancora considerato non negoziabile. Ma i movimenti non si fermano qui. In attacco, iniziano a circolare le prime voci su Lorenzo Lucca. Il centravanti è arrivato con grandi aspettative dopo la sua esperienza all'Udinese. Il giocatore non è ancora riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale e sta vivendo un momento di instabilità. Con il ritorno di Romelu Lukaku, che è nella fase finale del recupero dall'infortunio, la concorrenza nel reparto offensivo aumenterà e Conte potrebbe decidere di cedere Lucca in prestito a un altro club di Serie A, permettendogli di acquisire ritmo e fiducia. Internamente, ci sono divergenze sul futuro dell'attaccante. Parte dello staff tecnico ritiene che Lucca possa ancora recuperare e diventare una valida alternativa nella rosa. Antonio Conte, d'altra parte, adotta un atteggiamento pragmatico, vuole risultati immediati. L'allenatore vede del potenziale nel giocatore, ma sa che la pressione per ottenere i risultati non consente lunghi periodi di adattamento. Se entro la fine dell'anno l'attaccante non mostrerà progressi, il prestito sarà la soluzione naturale. La strategia del Napoli è chiara: mantenere la squadra competitiva su tutti i fronti, regolando ogni reparto in modo chirurgico. Con Giovanni Manna che conduce le trattative e Antonio Conte che definisce il profilo dei rinforzi, il club lavora con precisione e anticipazione. La ricerca di Mainoo rafforza l'impegno per il futuro, la possibile partenza di Lucca mostra l'attenzione al presente. È la combinazione tra visione e rigore che caratterizza il nuovo Napoli. Ora, la grande domanda è: riuscirà il Napoli a convincere il Manchester United a liberare Kobbie Mainoo? E Lucca? Ha ancora spazio per dimostrare il suo valore nella rosa di Conte? I tifosi azzurri seguono ogni passo con aspettativa, sapendo che le prossime settimane potrebbero definire il corso della stagione. Lasciate qui nei commenti cosa ne pensate di questa strategia. Credi che Mainoo sarebbe il nome ideale per il centrocampo del Napoli? E avrebbe senso prestare Lucca per dare spazio ad altri giocatori? La tua opinione è fondamentale per capire il polso dei tifosi.
E se ti è piaciuto questo aggiornamento diretto dal dietro le quinte, non dimenticare di lasciare il tuo super grazie per sostenere il canale e dimostrare che la passione dei napoletani continua ad essere la più vibrante d'Italia.